Presidente Nicoli ha parlato di un ottimo lavoro, quindi insomma siamo contenti. Sì, un giudizio assolutamente positivo. È chiaro che la nostra posizione andava oltre quello che è il risultato, ma la mediazione ci soddisfa. Sostanzialmente apprezziamo molto che si siano concentrate le risorse negli investimenti nelle aziende agricole. I dati dati dall'assessore sono significativi, più del doppio rispetto al passato, di concentrare proprio queste risorse per far fare un salto di qualità alle nostre aziende in termini di competitività. Questo però è l'inizio, no, di un percorso, e tra l'altro ci sarà anche una revisione, no, a metà percorso della PAC, quindi insomma ancora tutto da fare. Sì, è un inizio intanto perché questo documento enuncia dei principi cardine dell'impostazione, dall'impostazione generale, poi dopo ogni singola misura deve essere declinata in termini in cui poi dopo le aziende devono applicare per poter accedere a queste risorse, e anche lì si dovrà fare un lavoro mossi dallo stesso volontà di semplificazione, di dare accesso a chi vuole investire, e abbiamo avuto già dimostrazione che il settore agricolo è disposto ad investire risorse, e a fronte di sfide lanciate di questa portata il settore agricolo è pronto a coglierle. Un'altra cosa molto importante che caratterizza questo PSR sono gli stanziamenti altrettanto importanti per la montagna. Abbiamo le nostre montagne venete che richiedono attenzione, e questo PSR dedica molta attenzione alla montagna anche.